come provo, tra la 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 la, tra la la leo. Si innamorò perdutamente d'una che non lo amava niente. Gli disse portami domani, tra la 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 la, tra la la leo. Gli disse portami domani il cuore di tua madre per i miei cani. Saluto a voi, gente che sti tempo. Tempo ero sente ricere. A femmina si mi su cazzone, pomerica, o politica e tutta l'arte che agli tempi miei certo non si applicavano così. Ma sta signorina Valentina, là, che mi capitava facette un bruglie che manca lo demonio, quella non ci mettere tutta malizia sua, volevo fare. Ve la voglio contare, per dimostrarvi che se le femmine vostre oggi sono addirittura capaci di governare una nazione. I tempi miei non erano da me, a malizia e a diavoleria, per dire che la femmina è stata e sarà sempre a timone in coppa alla varca dello tempo. Oh, la mia Valentina! Zitto! Parlate piano! Dorme ancora il padrone? Fai piano, brontolone! Lo so che sono odiate le donne di governo, ma io vi sono fedele, resto per voi il vostro subalterno. No, ma io non voglio che queste persone parlino male di me al signor Fabrizio. Voi ben sapete che molto il fratello le sue due figlie in casa mantiene e non avendo le donzelle gran giudizio vorrebbero comandare al loro sfizio. Ma il padrone si è affezionato a me così in fretta che io in questa casa comando a bacchetta. Però non sopporto che questo Fabrizio sia con voi troppo cerimonioso. Siete forse geloso? A dire la verità un po' che ci sono. Tu, malandrino, che sei pieno di vizi fino agli occhi, hai paura che il padrone mi tocchi? Se sei geloso e soffrire non puoi, trovati un impiego o vada ai fatti tuoi. Vorrei impiegarmi, ma tengo una difficoltà. E cos'è che non va? Non so ci fa niente, manco se io volesse fare. Potresti servire. Servire? Se il padrone mi dicesse una parola storta, ci avesse un muzzo con coppo naso e me ne fesse da prima porta. Dunque, briccone, speri di vivere in grazia mia e non ti vergogni di parlare di gelosia? Amore mio, mi fa sempre un gusto. Parla a me una cosa. Ho bisogno, se permettete, di un pochino di monete. Ma non ho dato l'altro ieri dei denari. Sì, ma già lo adoperai. Guai a me se sapessi che l'ho già potuto io come a picciasse in mano non do fuoco. Dunque, mio caro Baldisseo, sebbene li spendete tanti, altri ne avete. Eccoli, altri che vi rendo. Se proprio insistete. Ma cosa ne farete? Così, davvero vi seccate. Par che non vi fidiate della mia condotta. So che vi piace giocare, non siete proprio un fiore di virtù. Oh, ma io non gioco più. Davvero? Guardami leggende, date qui. Gli messi la carta e mi tradite. Ma io non vedo... Ma non vedo nessuno! Baldi! Baldi! Baldisseo, il mio giovane belloccio, altro che quell'avaraccio, rabbioso con il mondo, è una furia, è una bestia! Ma io non mi confondo, un po' con le cattive, un po' con le buone, per il naso lo prendo il babasone e voglio sfruttare in tal maniera da vivere da signora con il mio Baldisseo! Valentina! Che bacco è quello che arriva? Valentina! Mi chiama dalla sera alla mattina. Valentina! No sì, Valentina! Eccomi qui, signore. A Luca e non sentite. Perché non rispondete? È perché ero addormentata? A quest'ora? A quest'ora. So 4 ore in più che ho mandato via la servitù. Ho fatto ripulire tutte le stanze e ancora di più. Ho fatto ripulire tutte le rame insudiciato e queste mani hanno fatto il pane e il bucato. Ma in questa casa non si fa niente, vero? Casa peggior di questa non vidi in vita mia. L'ho detto 100 volte, da qui vado via. Ma subito vi scaldate. E mi scaldo con ragione. E non sapevo che dormivate. E trovatelo un altro che faccia quel che io faccio. Ma no, cara Valentina, ingrato non vi sono.
Ma vi domando perdono. Eppure voi però, compatite sto difetto, lo sapete benissimo che nessun uomo è perfetto. Ma se fosse qualche volta, pazienza, soffrirei, ma gridare tutto il giorno, per carità, vivere non potrei. E va buono, vedrete che in futuro mi regolerò, mai più non griderò. Eppure lo sapete che vi servo con devozione. Ma lo so che mi servite con passione e un giorno, e tutta sta attenzione vostra, la faccio contenta di una mia proposta. Che vadano fuori di casa le mie nipoti e poi vedrete quel che io farò per voi. Signore, le nipotine, la prima è prepotente e guai che le dice niente. Ma quando mai? La seconda ha un buon temperamento, ma sotto quell'altro peggiora ogni momento. Sì, brava. E sono petulanti. E fa l'amore, signore. E fino in casa fai venire i diamanti. Gli amanti? Sì. In casa? Infatti. Disgraziati, insolenti! Ma voi non dite niente! Se dico, io grido continuamente. È per questo che vogliono mandarmi via immediatamente. E chissà quante calunnie diranno su di me. Scacciare Valentina? E perché? Non temete niente. Fate il vostro dovere e sappiate, sulla mia famiglia avete pieno potere. Grazie, signore, del bene che mi fate. Farò quel che voi comandate. No, Valentina, il cielo ai vostri meriti darà miglior destino. Ecco, tenete, vi voglio fare dono di questo anello. A me, signore? Sì, a voi. Badate, che se me lo vedono potranno dire che voi mi amate. No, dicano quello che vogliono, ma se non volete... No, per atto d'obbedienza lo prenderò. Voi mi conoscete bene. Finché vive il mio padrone voglio stare in questo stato. Tanto lo sposo l'ho già trovato. Sono nelle vostre mani, signore. Come figlia e serva obbediente. Figlia, serva e non altro? Tutto quel che vi aggrada. Per esempio... Conviene che io vada. Valentina, sì? Mi chiamano? Valentina! Valentina! Sì. Quest'anello sarà buono per il mio Baldisseo. Valentina! Eccomi! Maestro? Prego. Si cerca con l'umunna, non trova nata Valentina come essa. Io la voglio con mogliere e guai se mi essa. So che sti due nipoti sono di stress, me ne devo liberare e per risolvere sto bitch le devo solo ammaritare. Zio! Oh, ma Zio! chi è? Ah, Zio! Geppina, e vieni Geppina, che viene giusto a tempo stamattina. Vieni Geppina, te faccio una mappina, vieni Geppetta, te lunga pulpetta. Serva sua, signore zio. Buongiorno Geppina. Buongiorno. Mi saprebbe la dire dove sia Valentina? Valentina è impegnata a fare i fatti suoi. E che vuol dire? Che stamani non viene da noi? No, dovete rispettarla. Signore, se lei è vostra parente, io sono pronta a venerarla. Ma se non è altro che serva, posso anche strapazzarla. Strapazzarla? Si intende? Provatevi, insolente. Chi comanda qui dentro? Voi. Chi dipende? Io. Voi dovete obbedire. Al superiore mio. I superiori vostri sono io e Valentina. Valentina comanda i piatti di cucina. Valentina comanda in luogo mio a tutta la famiglia. Dite, signore, è sposa vostra o figlia? È donna di governo. Governi, ma non comandi. Perciò... È una donna di merito. Certo, risparmia per il padrone e mette via nel suo tascone. La linguaccia! O saccia perché parlate. Io vi farò toccare con mano la verità. La verità è che sta sceglietevene un stato. Infatti, io voglio già maritarmi. E lo sposo ve l'ha già trovato. Giovane, altolocato. Certo, cioè, come dire, insomma, 70 anni suonata. A uno di 70 anni dirò di no. Ed io ci dice a raggia sì. E allora ve lo sposerete voi. Oh, nanne, o vi sposate a Chista o vi pigliate a Cristo. Bello. Oh, rispetto. No, uno zio non può imporre tale giovane nipote e per di più con una ricca dote. Bello? Ancora? Sì. Io e mia Maleducato. sorella non vogliamo più star sotto una governante che vi prende in giro e vi tratta pure da ignorante. Faccia tosta. La poverella già me l'aveva predetto che avresta contressa parlata per dispietta. Sfacciata! Ma che maleducata! Sta sfacciata. Maestro? Mosica. Con chi grida lo zio? Io sono quello che comanda. Quando io scelgo uno sposo, di più non si domanda. E io pago! E io pago! Dice a me, signor zio. Anche a voi se bisogna. Siete in collera? Non è! Dalle vostre grida sembra il contrario. Griderete se io parlo. No, con voi sarò buono. Che ha detto a mia sorella? Sorata, dice che tutti e due state a posto. Sì. Che avete trovato un marito a modo vostro. Sì. Sì, anch'io ho parlato
con un giovane avvenente. E di questo non so niente, ma di quale giovane parla? Del signor Ippolito. Ah, vaffanculo! E chi è sto Polito? Come, non lo sapete? Ma no, non lo saccio, disgraziata! Ecco, in collera siete. Sto calmo, sto quieto. Voi col signor Ippolito parlaste? Sì. E la sorella? Col signor Fulgenzio. Bello. Ha parlato anche ella. Bravo! Ella vuol maritarsi e l'ho da fare anch'io. Siate contento, perché come Valentina anche noi abbiamo amore e talento. Ella pure, con gran maniera, ha trovato il suo Baldissera. Come chi è costui? Lo sposo? Ma di chi? Di Valentina. Hanno parlato insieme tutta la mattina, Ma come? E chi l'ha veduto? tutta la servitù. Ah, che non ne posso più! Fiesta, voglio sapere, palesate, parlate, forza! Ehi, Rosina! Rosina, dove fuio? Se ne volo con maluviendo. Ehi, Rosina, aspetta! Sienta! Possibile che sia vero che Valentino mi tradisce a sta maniera con un uccello e non Valdissè! No, è impossibile! Signora Valentì! Signora Valentì, venite! Che cosa c'è, Tognina? Ho da dirvi una cosa! Mi sento un morbin! Scommetto che le signorine garbate hanno in me delle cose raccontate, giusto? Ostrica, le magnasbore hanno fatto la loro parte. Mammi, mi sconde! E ho sentito tutto di trio tirandomi in disparte. Le nevode a ciacolare, hanno detto al barba del vostro moroso che stamattina vi ha incontrato. Ed egli gli ha creduto? No, uso di che ho. Ma troppo esitato l'ho veduto. Oh, grazie Tognina, vi sono obbligata e non mi vedrete mai in gata. Ma fatemi un piacere, cercate Baldissera. Ditegli che andasse da mia sorella e che non venisse qui stasera. Volentieri, mia signora, mi riservo con fervore. Grazie. Oh, posso chiedervi un favore? Oh, certamente. Con certi amici abbiamo stabilito in compagnia del Senato. Ma devo anche me come gli altri portare da mangiare. Voi so, Valentina, mi potete aiutare? Tognina, siamo padrone di tutto. Vi darò, se volete, un bel prosciutto. Ostrica che prosciutto! Vi darò tutto quel che sia. Tanto la chiave è in mano mia. Oh, sì, Valentina, non siate sparanina. O le ciacole, non si impasta friole. Pocio, faccia barba al dessera, fa sotto domini, fuga! Digli quel che ti ho detto, che te felicita stasera, l'aspetto. Ti servirò d'incanto! Vai, vai! Una nave indispensabile tutte quelle che volevo. Vino, farina, prosciutto o formaggio, finché di denaro ne facevo omaggio. Favoriti chi sapeva, chi ci provava ci fa guerra ci perdeva. Si cadeva, si alzava, si apparava, si fingeva. Fui una vacca, fui una volpe. E di tutte quelle che recettava, al bello innamorato puntualmente mi consegnava. Le nipoti dello padrone stremediavano, alluccavano. Esagerato. Scusi, Non volevano cacciare, ma non voglio lo sfizio, questa storia come va? uè, ci state su! Valentì! Chi è? State qua! Oh, mia sorella Felicita, mi sente in continuazione. Venite sorella, che c'è? Avete soggezione? Ma credo che ci stevi lo padrona. Io sono una povera vedova che non danno che si mangia. Sempre qui, vi venite a lamentare. Ma non so vero, ma nessuno venire alla mia porta. E quando non ci sto qua, ma a me chi mi apporta? Qualcuno ne vuole supportare qualcosa? No. Ma perché non lavorate? Ma che tenga fatica. Che posso mai guadagnare? Sorella, lasciamo stare. No, io parlate. Perché a voi piace non far niente. E tenete un bello chiacchieriare voi, che siete panno di ebrei. E magnà. Pure io volessi stare con un padrone così, che non capisce niente. E mi pare, che chirichino, Grazie. Carona. Prego. Io lavoro come un cane e mai sono venuta a elemosinare un pane. Ma mi mantiene, sentite la poverina, mi mantiene. Ma mi hanno stendato i mesi solo uno sacco di farina. E il barile di vino, chi ve l'ha dato? Una giarrotella. E il fitto di casa, chi ve l'ha pagato? Perché la stanzulella? Se potessi parlare con lo scrigno del padrone di tutto quel che vi ho dato. Infatti, Baldissera da voi doveva venire stasera. Ma dove va il Baldissera? Sì. E Gesù. anche io dovevo venire, ma non ci vengo più. Valentì. Lascia sta sti fassari. No.
Io non ne parliamo più. No. Io ti aspetto stasera ti a Baldissera. Valentina, tengo una sete. E rammo un bicchiere di vino. Il vino di mattina. Ora all'acqua. E non sono scende manco un bicchierino. Sorella, quest'anno abbiamo un buon fragolino. E cara mia sorella, rammilo un bicchieriello. Va bene. Valentina! Chi è là? Baldissera. Ma allora Tognina non l'ha incontrato. Penso che no. Maledetta sfortuna che mi perseguita fin sulla luna! Ma come vi vedo turbato? Cosa è successo? Niente. Sento solo un po' di malanno. Mannaggia braciola, ci versa una volta, Yucan. Ma non avete incontrato Tognina che vi avvisasse che da mia sorella Felicita ci si incontrasse? No, per niente. Perché qui hanno qualche sospetto. Ah, e chi l'ha fatto sto dispieto? Ma che la ferra, Valentina chi? Ma non lo so. Ma siete molto furioso, ditemi cosa è stato. Mi scaldo per amore. Su via, già son vostra. È inutile che fate questa mostra. Oh, te ne anile che no, ma voglio pigliare, ma pare buono. Maestro, musica di sentimento. Ah, grazie. Tempo fa, teneva un anello che ci ha perduto. Oh, madonna mia, come mi è dispiaciuto. Più sentimento, più sentimento. Più sentimento. Vai. Grazie. Era più bello di questo? E chi ve l'ha dato? Il padrone stamattina. Lo padrone. Come? Ma siete gelosi? Siete geloso che il padrone con me sia generoso? No, ma se lo portate al dito vuol dire che avete gradito. Se la mia Valentina mi ama più del padrone, lascia quell'anello a mia disposizione. La tua Valentina di cuore te lo dona. Povera menciona. Ma guarda un mondo come va, quelli che a casa chiappa si fatto fuori là. Che volessi dire? Ah no, io non dico niente. Valentina! Diamine il padrone. Trovo un pretesto. Nascondetevi presto. Dove? E di là. E io. E voi pure. E nascondetevi. Andiamo scena, Don Giovanni. Felicità, vada bene. Non preoccupate. Mi raccomando a voi. Io saprò regolarmi. E io saprò rifarmi, a roppo venga staniello e mi va cagliucato pascariello. Oh, quanto è bella, sto bruglio. Chiusa stringe e chiusa sguazza dall'ombroglio che la pazza. Non bastava un innamorato che aiutava, no signore. Pure la sorella stamattina che giocava. E appena sistemato per Felicità un affare, già pensava naturale per l'amica Baldissera. E ogni mossa che facevano le nipote Giuseppina e Rosina che l'ariavano le Valentino tutto quanto ce lo scombina. Valentina! Valentina! Oh, vi ho trovata finalmente! Comandi. Si dovrebbe rispondere quando il padron domanda. Mi hai chiamato? Ho chiamato! 3 volte ci ho chiamato! Oh, ma se avessi sentito non avrei ritardato. E sta diventa pure surdo quando tutto è scombinato. Che volete dire? Stamattina, con chi siete stata? Parlatemi sincera, non è venuto da voi un certo Baldissera? Ah, ve l'hanno detto. Me l'hanno detto. Io faccio le azioni mie e il padrone portano le spine. Beh, se vi è scarfata a sta maniera, ci sarà certo un mistero. E mi scaldo sì. Chi sono io in questa casa? Sono una schiava incatenata? Hai detto una cosa del genere? Per caso la libertà mi è negata? Oh, non stare così neanche con un principe a tal condizioni. Basta! Trovatevi una donna. E io troverò un altro padrone. Oh, mamma mia, la sua risposta è sempre la stessa. Trovatene un'altra che vi servisce. Trovatevi un'altra che vi servisse! Che brigatezza. Chi è stu Cefale e Baldissera? È un giovane, di nobili parenti, ottimi talenti. A moglie? Signor no, E da voi per cosa viene? perché sin da ragazzi ci siamo voluti bene e poi è innamorato. Da voi è innamorata? Rimproverarmi, Amore scellerato! rimproverarmi a torto è una continua morte. E forse un male procurare il marito ad una sorella? Assolutamente La no. povera Felicita vedova è rimasta e con Baldissera vuole unirsi e basta. E non avendo in dote niente ha chiesto un aiuto gentilmente. E io speravo che dal mio padrone amoroso potessi trovare un aiuto per lo sposo. Ma vedo che nel cuore del padrone io non posso avere soddisfazione. Allora io vado dove mi porta la sorte a vendicare un pane e forse anche la morte. Valentina, Signore, è vero quello che dite? certo che di dubitare ardite. Ma no, non dubito, conosco il vostro affetto. E per la vostra sorella qualcosa vi prometto. Vediamo. Basta, non ci indebiezza. 100 pezzi offrite? Sì, che ne dite? Che sono molto graditi.
Oh, signore, io lo so che alle vostre orecchie arrivano 1000 chiacchierate, ma sono lingue scellerate. Se voi veramente mi amaste, tutti al diavolo mandereste. Ah, non vi preoccupate che non dongo pesa sti Moine! Un attimo, mamma mia! Arrivano le nipotine. Rosina, vieni. Rosina, vieni. E vai. Rosina, vieni! Io non ho coraggio. Parlate voi, sorella. Non temete niente, apro io la favella. Quale affare, signorine, vi porta in questa stanza? Un affare di importanza, non è vero, Rosina? Mia sorella. Mia sorella ha voluto che io venissi. Se la signorina ha avuto tanta cura, conviene dire che la cosa sia di premura. Veramente la cosa non premia a noi, quanto dovrebbe allo zio e a voi. A me, signora A cara? voi, a voi. Non è che così si fa che facciate aspettare quell'uomo No, di là. no. Come, ma che cosa state dicendo? Parlate chiaramente. Ditelo voi, sorella. Oh, io non dico niente. Oh, lo dico io senza far tanta bufera. Ti lascia il signor Baldissera. Ma un uomo è! Beh, che male c'è? Non c'è male nessuno, e la lo sai perché? Lo so, e lo sa anche il signor Fabrizio. Io saccio che se vuoi sposare la sora vostra. Ma che cancere se fa sto cefalo rinda a casa nostra? Sentite, lo fa credere sposo della sorella. A me par che per sé la voglia. Sì, per sé, la sfacciatella. Piano, piano, signorine, con tanto ardire, che poi alla fine ve ne farò pentire. Come potete negare se chiaro è il tradimento? Signori, attendete un momento. Venite, venite! Chi mi cerca? Briccone! Maluomo! Stato posto te che sono galantuomo. Scellerato, che ci fai qui? Chi ti accoglie? Con vostra licenza sono venuto a prendere moglie. Che le mondici pure in faccia! Ma dove sta la disgraziata? Disgraziato! A me! Signore, portatemi rispetti, sono una femmina onorata. Come? Felicita è qui. Io non sapevo tale No, è bella, è bella. Ecco la sposa, la povera Felicita da tutti abbandonata, per carità, là dentro da me fu rifugiata. Ha ragione le nipotine a odiarmi, perché io non l'avevo fatti e non dovevo mischiarmi. Pazienza, andrò via e loro potranno con i loro amanti sollazzare liberamente. Vi ho servita con amore e zelo. Andiamo, sorella? Sarà per noi quel che destina il cielo. Tu perdi oggi stesso 100 pezzi che mi aveva promesso. sapeva. Oh, quasi mi fatta piangere. Che tu sia maledetta per farsi merito alla tenerezza affetta. Mi sento imbriagata e non saccia che farria. Con furia! Falsa sandratiera, con furia mi sfagaria! Con me, signore. Iata penna! Credete che io sia come Rosina? Voi non mi conoscete? La signora Geppina è una giovane d'effetto e di grande intelletto. Arriverete un giorno di tanta impertinenza a fare la penitenza. Ma come così si parla? No, non vi preoccupate, signore, tanto io vado ad allontanarmi, la Geppina finirà di insultarmi. No, che non vi lascio andare, a costo che m'avesse a scapezzare. E voi, o in un ritiro dovrete intisichire, o a lei, se vi comanda, dovrete obbedire. Esatto. Obbedire ad una serva? Sì. Serva, mi maraviglio. È donna di governo, è donna di consiglio. Da nobile servaccio io non soffro questi torti. Che se ne vada a comandare al diavolo e che se la porti. Una screanzata che siete fermi! Che datevi, signore! Non posso, ma mi sei malumore. Oh, ma fatelo per il nostro amore. Per il nostro amore farò quel che volete. Voi solo appietarmi potete. So che siete una giovane savia e onorata e che purtroppo le male lingue vi hanno È perseguitato. vero. Beh, se per la vostra sorella allora nutrite un vero affetto, fatele pure del bene, che anch'io ve lo permetto. Anzi, quei 100 pezzi che per lei vi avevo promesso, eccoli in questa borsa, ve li voglio dare subito. Obbligata, signore. La sposa tu non sei! Se sono il marito, quei soldi sono miei. Beh, per voi sono destinati. Date a me, sicuro saranno ben conservati. Che vedo! Ma l'anello che ve ne ci fatto dono lo tiene chi sta all'udita? Signore, gliel'ho prestato. Ma perché? Perché questi sposi non avevano l'anello per la funzione. Ma pena! Ma perché al dito del marito e non alla sposa com'è di rito? Perché avendo Felicita una mano piccola e stretta, avrebbe perso l'anello in tutta fretta, non è vero? È verissimo, guardate che manello, guardate che piazze manello. Ha parlato da tavola. Quindi, fatta la funzione, poi dell'anello farà restituzione. Sicuramente. Eccovi i 100 pezzi.
Grazie per la sua bontà. Con chi se me ne va che subito aiuta? Cazzo, è lesto, spara lesto. E non lo sai, ti sequestra. Compatir conviene la povertà. Quel che Valentina vuole, sa da fa. Parapappero, parapapà. Brava la mia ragazza! Brava sorella mia! Quel che gli ho detto non avere gelosia. Mica so scemo. Fate sempre così, magari trovassi questi soldini qui. Ma io voglio subito la mia parte. A un capo dimmi spartere. Parti senza niente dire. Parto perché non so chi altro può venire. Non so come andrà a finire. Sto baldissero tuo, vieni a cambrugio! Sto baldissero tuo è fin troppo ascetato. E se non corro, manca a mitare i soldi, mi fa tua stipata. Ma quando è certa morta, si mi fa fesso, o faccio come una che coscia storta. Figlia Rocci, vieni a qua! Se tu mi fai una casa in mezzo mare, se tu mi fai, se tu mi fai una casa amore mia, se tu mi fai. Per ingannare il mio Fabrizio ho inventato la favola dello sposalizio. Lo so che col padrone sono una donna ingrata e che dal mondo sono condannata, ma questo è l'amor fraterno che hanno per i loro padroni tutte le donne di governo. E Carlo tornava dalla guerra, lo accoglie la sua terra, cingendolo d'allora. Ma al sol della calda primavera lampeggia l'armatura del sire vincitore. Il sangue del principe e del moro arrossano il ciniero d'identico colore. Ma più che del corpo le ferite, da Carlo son sentite le bramosie d'amore. Sentite la sorella come la zia aggraziata. Sorella mia, conviene risolvere la cosa. Sì. Quella serva insolente è troppo ardimentosa e lo zio poi non vede l'inganno e la malizia e per una serva commette un'ingiustizia. Veramente una cosa che non si può sopportare. Con un po' charme e un po' di grazia l'ha fatta innamorare. Le diede della casa governo e direzione e ora comanda più del padrone. E lo zio vuole sposarla, dice di amarla. Una serva indiavolata è giunta maliziosa a rubare la nostra casata. Ah, ma io ho avvisato di tutto nostra zia Dorotea. E- Da noi verrà fra poco, saprà la nostra idea. Ella che di nostro padre e sorella ci difenderà da quella furbarella. Da quella furbarella. Ma nostra zia è così tanto una ciarliera Lo sapevo. che comincerà a strepitare e andrà avanti fino a sera. Accada quel che accada, tutto deve finire. Oh. Nemo! Eccoci Dorotea. Nemo! Che calore! Che calore, riesce da ghiaccio. Quando sai che scale già va. Grazie. Che piace femmina. Grazie. Nipote bello. Son serva. State bene. Per servirla. Con queste vostre storie. Quando si finirà di avere noie? Quando si mangia al diavolo sta massaraccia? E quando ce la facciamo? Non vanno si Sentite la zia come la sorella aggraziata. Vede, signora zia, noi non abbiamo modo di farla cacciare via. Ah, lo Zio non ci ascolta. Sto rimbambita. Zio sei quella russa? Ah, zitta, che non ci senta. Ma che mi importa? Se pure mi sentessi facesse fa fino lo cuo pallisse. Mai! Se il diavolo mi tenta, gli faccia tanta.
E se la nipote mia vuole maltrattare, il cambiese lo faccio sguardare. Ora glielo faccio vedere io. Bravo. Non mi preoccupare. Ma non facciamo strepiti, zia, senza tanto chiasso. Stata zitta, non è che ci fanno sta cassa. Temo che la signora zia mi metterà contro il signor zio. Sangra Maria, ma lo andiamo pure a rivedere sta giuggiunessa del servire. Ma non mortificatemi. Rosina, parla per il nostro bene. Non la posso soffrire. Chiami a bambina la mia. L'hanno mortificata da vincere lì. Inizia con sta lacrima stamanica. Anna vulgare. Noi che ci chiamiamo sole. Maestro, come amare stupani. Zia, non è questa la commedia. Scusate, mi sono fatto prendere dal patos. Il pathos. Tutti di me si burlano. Sono proprio sfortunata. Che stai proprio una scuola. Grazie. Prego. Ha ragione. Chiamatemi sta sciacquetta. Vediamo cosa ci vuole dire sta saponetta. Zia, se la manda a chiamare non ci vorrà venire. Pure se siamo la minaccia, l'accusa, a nulla servono se poi lo zio ha sempre la scusa. Ah sì? E Fabrizio dove si trova? Mo' a che sto? Zia è fuori di casa ancora. Ancora? Sì. Aspetterò che viene. Sì, però intanto pensiamo qualcosa per farmi uscire da questa casa. Scusate, maritatevi. Unitevi. Zia, alla bontà vostra mi affido e al cuor vi svelo e confido. Io? Io? E dice? Io amo il signor Fulgenzio. Lo sa. Stamattina è venuto da me. Eppure lui mi ha parlato di te. Mi sembra un buon partito. Lo voglio rimbambire. Signora. Zitta tu! Sicuramente può essere un buon marito. Comunque gli ho detto di venire qui. Verrà qui, Senza dubbio. di giorno. E che mi importa? E cosa dirà lo zio se lo vede? Che diavolo, di che avete paura? Che lo padrone non sopporti. Ma ci sto che bocca a porta! Non credo che basti. Ma state zitta, ma non c'ho per qua, basta! Sta qua. Oh, lo che bene! Innanzi pure! Posso venire? Posso? A non ce lo vuole, trasette! La posso però. E di che vi mettete paura? E mica siamo morti che è clausura! Andiamo avanti! I che molle preghiere! Si sapeva che sto chiamava ieri? Zia. Spiegatevi presto, bene e chiaramente. Voi, a Giappino, l'amate veramente? Sì, facete qua, bravo. Sì. Ve la volete sposare? Ah, sì. E allora facete Andres. E sciogliemmo sto nuro che coppa sta pattanessa. Tutto vuole il suo tempo per non aver pentimento. Ma dico io, giovane, bella, ricca, civile e spiritosa e desidera più di ogni cosa essere vostra sposa. E ci volete pure pensare. Hermosa. Mannaggia li babà. Ma finirà che non riuscirò a dir parola se parlate, signora, voi sola. Io non faccio proprio di pipiato. Sto gorgonzola. Signora zia, ma perché non sentiamo quel che Fulgenzio vuol dire? Sentiamo avanti. Allora, sono pronto a sposarla. Però, Però? prima che l'affare sia fatto, bisognerebbe preparare bene il contratto. Questa muscia sa buono fatta. Finirà che non riuscirà a dir parola. Non vi preoccupate, papà, io solo io. Ho capito. Ma non credo. Siete uno di quegli amanti che cercano di denare. Credevo che foste un innamorato naturale. E gli altri bene. Che siete proprio un animale. Avanti un altro, dice Bonolis.
mio signore. Vorrei parlarvi sull'onore. Mio zio vuol sposarmi a uno che a lui piace, ma il mio cuore va verso di voi sempre più audace. Ma lasci stare sto dolce carciofola! Dite! Kraft! Raccontati questo mozzo, Kraft! Dicevo, io so che quella serva insolente farà tutti gli sforzi purché non si faccia niente. Dunque, se è vero che voi m'amate, lasciate ogni riguardo. E se non lo facete siete un cotardo! Signora, io sul nostro amore già da ora mi impegno. E se voi piace questa parola d'onore, questo è il mio segno. Anche adesso? Anche adesso. Oh sì! Però perché bramate? Perché so che m'amate. serva di lo signore. Eccola, che cosa volete? Canisciuna babona, iatavenne se potete. Ma se la signorina voleva maritarsi, perché non confidarsi? Se le signorine si fossero confidate, a quest'ora sarebbero già maritate. Ah, parlate bene, signora, ci consolate. Che dite, signora zia? Vogliamo di lei fidarci? Proviamo, tanto che male può farci. Sappiate che lo zio con un altro vuole fare lo strumento. Quindi fate andare l'amante nel vostro appartamento. Con chi vuol maritarmi lo zio? Con Pasquale Monferrato. Cucchino vecchio, ma tu sei scurtacata! Valentina! Ecco lo zio che arriva. Che sta da fare? Che io vada? Nascondetevi nella stanza. E poi? Lasciate fare alla mia sapienza. Vai! Andate, sciamanone! Valentina, io mi fido, Fidatevi pure. Mi raccomando, non facete scherzi. Siano più che sicure. Napote mia! Napo! Ma andiamo alla qui, sera! signore zio, siamo qui. Lo sento. Pure voi qua? Certo, ci sto pure anch'io qua. Che ci volete fare? Non ci potessimo fare la grazia da portarli pacca là? Oh, che maniera incivile di salutare una sora. Tu sei grine proprio! Caluriavola da sapigliassa, ma quando rompe scassa! Colpo di satanassa, che si proprio sconquassa! Ma guardate che ardire! Ma vedete che capra che si deve intestardire! Ma cos'è questo fracasso? Zia? Zitto, signore. Lo sapete che non amo il chiasso. Come volete voi, mia cara governante? Gesù mio, così tanto fa la comandante. State zitta. Io proprio a voi cercavo e vi ho trovato. Eccomi qua. Vengo a dirvi che vi ho maritata. Sarete finalmente contenta di uscire da queste porte, perché il signor Pasquale sarà il vostro consorte. Quell'odioso vecchio. Chi lo guanga dai pernacchi? Lo prenderà. Signore, con vostra licenza, con le nipotine non deve usare la prepotenza. Ella vuol maritarsi con chi le pare e piace. Uno zio, se è galantuomo, deve sopportarlo in pace. La sua nipotina, per sposarsi, ha pronto un altro a lui. Ma chi è costui? Fulgenzio, che in queste stanze è nascosto. Chi? No, dai, basta, scusate. Zitta. Ma come da casa mia la vita posta? E che fate? Così parlate? E l'impegno che le date? Io ho usato la stessa maniera che avete usato voi per il mio baldissera. Tieni. Perfida! Disgrazia! Fuori da quella stanza! Fuori da questa casa! Signore, io parto, non Veloce! temete, perché il padrone voi siete. Ma voi, donna Ribalta, me la pagherete? Oi, avete parlato con me, se tanto ve la prendete. Esatto. Signor zio? Chiedo perdono. Perfida! Un giorno conoscerai chi sono! Ah! State accorto e parla tu. No! Maleducata. Questa me l'ho legata al dito. Zandracchia! Non ci facete paura, colla che non quasi. Fatta zitta, pupazza chi ne pacchia! Sentite, solo perché vi porto amore devo soffrire nel cuore. Ma no, gioia mia diletto. Diletta. Non temete che le sono molle vrachette. Ma finché la Geppina sarà in casa, io non avrò mai respiro. Ma non badate che subito la caccio in un ritiro. La mia Valentina comanda in questa casa. Oggi le voglio dire se vuole essere mia sposa. Io voglio vedere in che maniera posso sposare il mio baldissera. Di queste due fanciulle la prima è castigata, alla seconda penserò io come maritarla. So che ama Ippolito e con lui parlerò e anche una mancia mi procurerò, perché dovete sapere che al mondo fa la sua figura chi sa usare l'inganno e l'impostura.
zia Dorotea con la lucca stripe ci bastai a scassare la matassa di stuare. E a così Valentina più cose lasciavano e più è file che la tela si arrugliavano e si imbrugliavano. Non sto capendo niente. Ha già fatto proprio un bel affare con Baldissera! Non solo, mi sono pigliata della dote la metà. E chi lo maccarona non sta, chi lo fessero padrone? Ci verrà per ci far sposare. Ma quando ha già spiata a Baldissera, che stava a giocare? Guarda, detto! Ed è vivo. Poverino, ha perso non solo la mezza dote che avete, si è dovuto impegnare pure chi l'aniella che Valentina l'ha detta. E poi non mi fa parlare, ma facette una promessa. 300 soldi, per non dire che gioca e fai scommesse. Sì, vengo subito. Oh, ecco la mia Valentina. Oh, sorellina, che fate qui? Niente, erano poco che vi aspettava. Ero di là col padrone che parlavo. E ora si trova? Riposa. Te una libertà allora la mia sposa. Sì, libertà. Qui c'è sempre qualcosa che non va. Perché? La Geppina è infuriata perché noi Dio per forza ve l'ha cacciata. Buon per te, che è superba e scaltra. Ma perché non vanno a fare la monaca pure a quell'altra? Oh, Rosina sei più buona e con tutti si affeziona. E perché non dicano di me quel che hanno detto, voglio maritare Rosina e voglio farla per dispetto. Sì. So che è innamorata di un giovane onorato che Ippolito è chiamato. L'ho detto anche al padrone che presto arriverà. E col piacere di Rosina presto si sposerà. E tu so, quando ti vuoi maritare? Lo farò, ma vi è tempo. No, ti sta spicciando? Sorella, ma io se mi marito il mio affare qui è finito. Intanto Baldissera metterà su un po' di giudizio. Povero Baldissera. Ma che io non do nessuno vizio. So che gli piace giocare, gioca non poco. No, di sicuro. Abbandonato io. Oh, ma tu mi consoli dicendo queste cose. E allora perché non da sposa? Ma lo farei se potessi. Se non potessi pigliare di cacca. Come? So. Ma il padrone non mi ha creduto sposa di Baldissera. È vero, se l'è bevuta. E dunque, tu fa che un padrone ci piglia in questa abitazione. Di giorno è mio marito, che le non chiocchi, lo so credere. Di notte con chi dorme, non lo vede. È vero, potrei passare l'inganno e vivere sotto lo stesso capanno. Dorme il signor Fabrizio. Ecco lo sposo. È venuto a prendere la sua mogliettina, andatela a chiamare, ditele di venire senza che l'altra possa sentire. Non ti pentisco, so e fa il modo mio. Se mi riceve in casa, potrò mangiare anch'io. Caro il mio Baldissera, maestro, un po' di musica? Musica. Mi ama davvero non poco. E come sono contenta che abbia lasciato il gioco. Può venire? Maestro, grazie. Oh. Sì, venga. Perdoni, convenga. Favorisca. Non so se mi capisca. Venga innanzi. Mi scusi, Che significa, parli? per caso è pericolo di prendere qualche bastonata? No, sono una donna di giudizio, venite. Dove sta il signor Fabrizio? Dorme. Dorme? Vorrei che l'affare si spicciasse. Piano. Perché? Non vorrei si svegliasse e diventasse sì nervoso. Oh, ma come siete timoroso. Siete in errore, sono premuroso. Dunque, signor Ippolito, Che fa la mia adesso la vedrete. Dove? Qui. Vederla non volete. Vorrei e non vorrei. È vero che ne parlai, ma di giorno nel viso non l'ho veduta mai. E per questo? Per questo, se viene in questo posto, ho paura di vergognarmi per non essere composto. Ma pensate di essere così brutto? Brutto? Signora, no. Mi guardo ogni giorno nello specchio e non sono brutto, lo so. Però non ho mai fatto l'amore in vita mia. Per la prima volta un po' di ritrosia. Ma quanti anni avete? Avrò 23 anni e mezzo. Ah, facci roba! E di 23 anni siete in amore così grezzo? Vi dirò, finché visse la mia signora madre, mi ha tenuto lontano da femmine leggiadre. E una volta che io feci uno scherzo a una signora, mi ha mirato uno schiaffo, che lo ricordo ancora. Vabbè, volete maritarvi? Sì che lo vorrei. Eccomi! Oh, ecco qui la fanciulla. Mi raccomando a lei. Chi mi vuole? Sono io. Chi è quello? Signor Ippolito? Davvero?
Perché non lo conoscete, so pure gli parlaste? Sempre di notte. E adesso com'è? Vi piace? Oh, mi piace accotti più. Non vi salutate? Serva. Servo sua. Oh, su via, ditemi qualcosa. Che ha da dire? Non saprei. Amate voi la Rosina? Ridete, che significa? Ditelo con la bocca, l'amate? Mi vergogno. L'amate sì o no? Sì, non ve l'ho detto. Adesso che l'avete detto lo so. E voi, signorina mia cara, me lo volete dire? Oh, e che bisogno c'è che mi fate arrossire? Non ve l'ho detto in camera? E replicatelo qui. L'amate sì o no? La volete in sposa? Io? Sì, voi. Dormi, signor Fabrizio. Ma allora si scema! Ma di che avete paura? Ditelo, l'amate sì o no? Dirò quel che la dice. Signorina, voi cosa dite? Viene il signor Fabrizio. Datemi le mani. Ancora! Oggi sarete uniti in matrimonio e lo zio darà la dote che spetta alla nipote per legge. Poi di circa la dote ne parleremo dopo. Io che ho da fare della dote. La dote non mi prende. Che prendesse la favella? Bastami, voglio dirlo. La giovinetta bella. Voi nelle vostre camere andate. Voi al caffè Don Carlo aspettate. Vado, fate presto. A momenti. Non mi tenete in pena? Io sono sulle braccia. Io sono fra le catene. Vi sentite da mo' imbestialì così e tanto ci metteste a pronunziare un sì. Vado via. Mi ritiro. Che pena. Che fardello. Addio, sposina cara. Addio, sposino bello. Ottaman! Come avevo fatto? Questa sera l'affare sarà concluso. Ora possiamo parlare del nostro. Uè, non ti piglia collere, ma... Sentendo che volevi sposare a Baldissera, io già ci te veni con notare prima stasera. E che si è fatto male. Quando io dicessi di venire. E dopo aver detto alla signora di arrivare per conferire. E che dice il mio innamorato? Oh, che io già sto sento non mi sposata. Oh, ma tutto così in fretta e senza aspettare. So. Meglio fa oggi che le settimane vuoi fare, ya. Mo aspettano solo che li faccia entrare. No, sorella, aspettate un momento. Vieni, Baldissera! Venga pure, signor notaro, a fare lo strumento. Un contratto di nozze, niente di speciale. Per questi due piccioni facciamo un bello matrimonio legale. Se la mia Valentina concorda. Non vorrei tirare troppo la corda, ma sono contentissima. Si accomodi, signoria illustrissima. Si accosti la fanciulla. Eccomi. Ditemi quello che io devo registrare negli atti miei. Che dite, Baldissera? Sono una femmina di talento. Meriti 300 soldi, proprio sto contento. Siete un vero portento. Talento di famiglia. E se volete a bere e a mangiare in questa casa resterete. Meglio. Ma come? Il padrone sarà geloso. Ma egli sa che siete il mio amoroso. Venga da me lo sposo. Mi tremano le gambe quando ci penso su. Ma quando una cosa è fatta non ci si pensi più. Ma se ci scoprisse il signor Fabrizio sarebbe un vero precipizio. Tocca a te aver giudizio. Ma con lo sposo a fianco è difficile essere fanciulla. Come stai? Ma te cosa da nulla? Valentina, che è sta moina? Valentina! Amma fatta la frittata che c'è ruina. Trovo un'invenzione. Lasciate fare a me. Ho in pugno la situazione. Via Che si dell'armamento. fa, Valentina? Un contratto di nozze. Per chi? Per la Rosina. Venne qui il notaio e si firma il contratto. Siete forse dispiaciuto per questo fatto? No, però dentro questo matrimonio, che c'entra Baldissera? Ma c'è sempre con me. Taci! Serve un testimone. Schiavo, signor notaro. Servo, padrone mio. Con sua buona licenza, voglio vedere pure io. Chi siete voi? Chi sono? Chi è? Chi sono? Chi è? Oh, questa è bella. Chi è? Lo zio della fanciulla. Oh, su via, ma non vi arrabbiate se egli non sa chi siete. Ma com'è possibile? Ecco lo strumento e leggete. E dove sono i vostri occhiali? Adesso ci vorranno 2 ore prima che li cerchiate e leggerò io. Se il notaio si contenta. In questo giorno, eccetera, 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 alla presenza di me notaro, eccetera, 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 promette Rosa Pampini, nipote di Fabrizio, sposarsi con Ippolito Moschini e promette lo zio di detta sposa di lasciare la dote stabilita, con patto che lo sposo l'assicuri quando sarà acquisita. Sembra che vada bene. Beh, che dite voi? Benissimo. Allora, se anche voi per voi va bene, pure per me va buona sta polenta. E dunque il contratto sottoscrivete. Signor notaro? Mami sul bastone a mano, noi. Bravo, signor notaro. Bravo. Schiavo, padrone mio. Dategli la sua paga. Giusto. Ecco, qui c'è un bel secchino per voi. Un zucchino, sarà un zucchino. Non l'avevo riconosciuto. Ma non c'è per nessun disturbo. Vi saluto.
Tenete notare, faccia parla pure io. Mi servirò. Aspettate malla. Chi sta l'obbligo mio? La carta sta in mano mia. Date a me la scrittura. Nella mia cassa sarà più che sicura. Va bene. Dov'è Rosina? Adesso la vedrete, ma ho da parlarvi di una cosina. E di che cosa? Vorrei pregarvi... Ma che pregare? Adesso così mi parlate. Ma dite quel che volete, chiedete e comandate. Vorrei, per non star sola a lavorare, che venissero felici del marito ad aiutare. Allora Buonasera. basta Un letto ci un letto e una stanza. Uno. Sentite, voi siete la padrona sotto questo tetto. Vengano pure se volete, non serve che me lo chiedete. Obbligata. Grazie. Che cerimonia è questa? Tanta bontà. Finitela di rompermi la testa. Via. Brava, so. Ci trovate proprio un bello riparo. Uè, ma va a fare trascrivere la carta notare, Che ne dite, Baldissera? Ti guardo e mi confondo. Di che siete capaci voi donne in questo mondo? La sanno lunga le donne. Ecco perché sono venerate come madonne. Venite pure, signora zia, non c'è il padrone, venite. Non possono squagliare che la cave brulone. Chiudervi in convento con tale violenza, con la nipote mia usare tale prepotenza. E perché, maledetto? Una serva! Una squaltrina! Ancora non lo faccio, va. Ridicola e proterva. Bravo. Noi dobbiamo ricorrere alla legge ordinale. Dici bene, ci facciamo un bello memoriale. Con licenza, Chi? signore. Sono io. So che il signor Fabrizio non è in casa, per questo sono venuto. Mi preme sapere dell'accaduto. Lo zio è contento solo se vado in convento. Sì, ma sì, ci facciamo un memoriale. Ci cuciniamo sana sta animale. Ma no, ma non parlavo di questo. E che cosa? Volevo sapere come ha fatto stamattina Ippolito a sposare Rosina. Rosina, Sposata! Ma come non lo sapete? Non ci credo. signor, vi ingannierete. Ma come posso ingannarmi se lo zio qui fuori lo raccontava? E ha nominato un notaio che in un momento ha fatto subito lo strumento. Se è vero voglio sapere, Rosina dov'è? Ma pensando, non sarebbe strano che vostra sorella avesse acconsentito. Da tempo lo voleva per marito. E che si sia sposata senza dir nulla a me. In questi casi ognuno pensa per sé. Non credo sia stata così monella, no. Ecco vostra sorella. Ah, mica sta sfacciata, Se è vero mi sentirà. alla pancia. Sorella ingrata, che fate? Vi sposate senza che io sia avvisata? Oh, questa è bella. Se me la voglio andare, non me la da pigliare. Siete sposata dunque? Sposata? Io non lo so. Ma non facessero scritto, La scusate. scritta, signor, no. Ma non venne il notaro? Il notaro per me non è venuto. Ha sottoscritto lo zio. Lo zio, non l'ho veduto. Dunque chi ha fatto il matrimonio? Vi dirò com'è andata. Vediamo bello! Zia. Valentina mi ha chiamata. C'era anche il signor Ippolito quando sono entrata. E mi ha chiesto se di lui volevo essere sposa. Mi vergognai da prima. La timida. Ma poi accettai la cosa. Poi Ippolito è partito e Valentina ha detto che presto sarà mio marito. Sarà. Dunque non è se Ippolito andò via? No. Sei signor Ippolito? Chi? Sto tipo la padroncina. Facciamolo venire. Chiamate Valentina. No, signora Valentina, la creva addormentata. Pure il signor Ippolito se voleva fare un'imbasciata. Dov'è il signor Ippolito? Sei fora? Fallo entrare, che aspetti? Che me lo dice? E ora te lo dico. E allora Tognina che aspetti? Che me lo dici? Ma te l'ho detto! Muso de mona, te ci apparcassi per attaccapanni. Ti dismia, or te lo dico, e non sai mica più parlare. Falla trasizza la nuca! Aspetta! Andrò io. Come sei sciatata, veglia? Ma sei parea, signorine? Tu taci. Ma mica sei dire, ma... Tu sei serva! E per di più, fedelissimi che la da specie conserva. Hai capito? E che ci volete fare? Chi me cresima me sei via Kumara? Tognina, per favore, potreste lasciarci soli? Uscite! Ma quanto sei sprusa! Ciao! Ciao! Ciao, qua capo dopo! Hai capito? Rosina? Oh, quanta gente!
Servo di lor signori. Ah, stiamo scherzo. Venga, signore Pardo. Grazie dei suoi favori. Ma prego. Amico, mi consolo, siete dunque maritato? Non ancora. Non siete voi sposato? Sposato no, promesso. Non è vero, Rosina? È vero. Ma il notare Malacura non ha steso il contratto, non faceste la scrittura. Non ne so niente. Vede, signor Fulgenzio, codesta è tutta un'invenzione. Ma se l'ho sempre detto che Fulgenzio è un gran minchione. Zia. Ah sì, Ah sì? Sì. Ah, sì? Voglio proprio vedere se mi sono ingannato. Adesso trovo il notare e tutto mi sarà spiegato. Vi prego di aspettare qualche minuto. Camarada Sciamanuto. Chi ha trattato la faccella? Parresti con lo zio? Ancora. E allora? Uomini che mai matrimoni i fanno il salvo e bicciachesse. E l'uomo i padrona mezzo come se niente fosse. No, non si farà niente. Oh, ora casco qui. Che Non ha vedete di nulla. Io vivo, sarò vostra. Davvero? Ve lo prometto. Bravi. Ecco il signor Malacura, il notaro. Adesso vi dirà lui stesso se ha fatto la scrittura. Sì, signori, l'ho fatto ora. Sono scimunito, dice la signora, Aspetta. è vero. Hanno sottoscritto gli sposi? Certo, hanno sottoscritto. Io ho firmato la scritta. Io ho sottoscritto. Dite, signor notaro, sono questi gli sposi? Questi, signora, no. Ma chi sono stati? Oh, bella. Questa è buona. Dunque, li ho qui Chi notati. sono? Fatemi vedere. Li ho qui notati. Dite. Valentina Marmitta. Baldissero Cupirchio. La gente bene, signor notaro, per piacere. Pardon. Valentina Marmita Un atto, marmita. e Valdissera Orzatta. Nata una sola. La donna di governo. L'amico l'ha sposata. Ma come mai lo zio non si è incollerito? Anzi, ha posto anche la sua sottoscrizione. Ma allora è proprio impazzito. Donina! Signora, Spezzi di coscica! Vegno, sono qui. Va a chiamare immediatamente a che la specie serva di governo e dille di venire subito qua. E non dovrà cercare ci dice che c'è sta un notaro con tutti sti signori. E è meglio che ne sape tutti sti fattarie. Caspita, si è inventato storia. Giusto, brava la zia. Brava. E capì? Sta zitta! Oh, ma io non parlo mica! E allora vai, sbrigati a chiamarla. Vago. Vai! E cammina! E stasi sicuro che la signora Valentina sarà informata per non farle trovare impreparata. Mi son veneta mica scema. A chi mi fa bene se faccio. Ora andiamo a cercare anche la coda di scurta che è mio fratello. E si parla di convento, o fa tanto bordello, con una mazzata pronto, o mando cartarello. Andiamo, Fulgenzio. Mia zia usa gran parole, ma io farò i fatti. La giustizia per tutto sa castigare i matti. Mantinete lì ora. State zitti che ce ne sta pure per te. La domanda Venga con noi, signor notaro, venga con noi. L'aspetto della sorte può cambiare, dal disordine all'ordine può mutare. Quel che si sente parve sia dell'imbroglio. Per me basti che paghino, altro non voglio. Siamo rimasti soli. Andiamo via anche noi. Non è che potremmo rimanere un po' soli. Signor no. Solo quando saremo sposati. Cara, non vedo l'ora, siamo troppo. Arra. Arra, ciucciarello. Cammino, va. Signora Valentina, venite. Cosa c'è, Tognina? Oh, si anda fuori. Si è andata a ciaculare con Barone. Oh, zio cane, che rivoluzione. Povera me, sapranno del matrimonio. E se parlano di tal fatto vorranno leggere il contratto. Ma la carta è in mano mia. Posso nasconderla? Ah, no, il padrone è troppo sospettoso, vorrà vederla. Ah, sorella, Baldissera. Oh no, signora mia, ma mi voglio aiutare. Ma se fosse una pensata, pensa a qualcosa che ci possa salvare.
Ma perdere la grazia del padrone non è cosa grave. Quel che è peggio è perdere la mia reputazione. Io, che tanto feci per essere rispettata, dovrò uscire da questa casa disonorata. Oh, ciao, Valentina, vieni, sente! Povera me, povera me. Ma se scanso tal pericolo, giuro di mutar vita perché sono davvero pentita. Farò qualsiasi mutazione per salvare la mia reputazione. Ma quanto sono strata in questa casa, non si combina mai niente. Ma se devi pur pensare qualcosa per questa signora, che cani, bacanassi, che dormo! Ah. Oh, che santezza. Ovvio che vado prima io. Il signor Fabrizio ha detto di aspettare qui. Ehi, carest! Se un succio si pensa che è l'us, si sbaglia veramente i cross. Sì, ma dov'è Valentina che non si vede intorno? Sarà col caro sposo a consumare il giorno. Anch'io con la sposina un Dimitri terrò. Ah, eccolo zio, parlategli. Mi vergognerò. Che stanno proprio a piezza. Sente chi parla? Che nobile congresso. E che bella cucchiata di festa. Sia stanchi d'aspettare. E se siete stanca, iate a pusare il culo a un'altra parte, perché con voi non tenga niente a spartere. Orsù, siamo venuti per chiarire. Prieste, salite monaca e in un ritiro andrete. Ma però non è male con tutte le dita. Io nel ritiro sono destinata, signore, vero? Certo. E Rosina? Rosina è maritata. Esatto. E che fa? Prima di me si marita? Ma quel che è fatto è fatto. Ecco appunto il notaro che ha steso il suo contratto. Io, signore, non è vero. Ma state ubriaca? Signore, il contratto che io feci non fu per questo. Se poi sposar volete la signora Rosina, la scritta si combina. State zitta, ma vi faccio vedere. Dove sta Valentina? Valentina! Eccomi, signore. Valentina, ma che sta dicendo? Dice il vero, non è sbagliato. E se mi udirete, tutto saprete. Cosa non feci io per acquistare il concetto? Cosa non feci io per essere gradita sotto questo tetto? Tutti ho servito, anche alle padroni stesse. E so che dei miei servigi sono contenti anch'esse. Per destino da voi fu troppo amata. È proprio l'amore del padrone che mi ha reso odiata. Ma più di tutti ho sbagliato perché di un amore di nascosto mi sono coltivata. Gli occhi di Baldissera mi hanno innamorata. E sotto il vostro tetto mi sono sposata. Il contratto da me fu letto per nascondere il gran difetto. So che merito il castigo, so che un'ingrata sono. Quindi eccomi a vostri piedi a domandar perdono. Oh tristo! Oh me infelice! Oggi fatta la fine di sardo con la lice. Bravo. La sposa felice. Valentina, così garbata. Abbastanza, io sono mortificata. La carità insegna a non avvilire gli oppressi. Tutti abbiamo bisogno di esaminare noi stessi. Soso, ma che è stato? Cos'è stato, cognata? Esce fuori, malograta! A te, a sta scellerata! Ma che c'ha fatto? Ma siete imbazzuto! Ormai sanno che Baldissera è mio marito. E anche voi, sorella, che mi avete mal consigliato, pagherete quel che vi sarà destinato. Sorella! Prima che a comando mi aveva assegnata, piglio la mia strada e me ne vado sconsolata. Tanto, la mezza dote, io ce la tengo da parte conservata. Fratello caro, e come fornisce mo sta insalata di pesce? Ma che me ne importa, ma facete quello che volete e andate al diavolo per quanto ne siete. No, femmina una disgraziata. Ancora sono amata. Yamma bella, nipote mio, facciamo che fa. Un notaro sta qua, e i testimoni non ci mancano. E facciamo sti matrimoni che sanno fa. Ah, ingrata, modella! L'ho fatto perdere un cuore e pure la cervella. Ah, come si farà? Si lavorerà. Si proverà, Se sarai onesto, il cielo ti aiuterà. ma non ci danno neanche qualcosa da vivere per poco. L'anello, i pezzi. Li ho persi al gioco. Ah, Felicita, mi ingannò anche in questo. Che buon fa Sosò, a fam, è fam. Oh, io maledetto, ti detesto. Bene, signor notaro.
Dopo registrerei i contratti con le toti, le condizioni, i patti. Ci vedremo per le sottoscrizioni, ora che si è giunti finalmente alle conclusioni. Signor zio, siete contento? Sina, vi do licenza. Signor zio. Sì. Posso sposarmi? Ma Sina, Geritta Sina. Dorme il signor Fabrizio. Agona! Signor zio. Sina, a Geritta Sina. Ma che volete? Pure l'adulazione, farà l'approvazione. Ma non guidata, sto ciuccio scusulata. Se fosse una bestia, che sto cuore non stesse così malato. Yamma bello, finisciamo. Porcetevi la mano. Siete mia. Sono vostra. Ecco la mano mia. Pigliate. Scopa. Sì. E mo scappate 100 miglia lontana a sto tornata. Sono stato troppo spentato. Da Nasembo sono stato assassinato. Ma non ti faccio compassione. Ma come puoi abbandonare lo padrono? Oh, povero padrone. Povero Fabrizio, padrone sconsolato. Ma l'amore non può essere acquistato. Ora che sono maritata, devo seguire chi mi ha sposata. Non dimenticherò mai del bene che mi faceste. E se provate del rancore, sappiate che la colpa fu tutta dell'amore. E va buono. Godetevi quel bene che a me per causa vostra sperarsi non conviene. Vi perdono ogni cosa. E mi scordo delle offese. Però venite a ritrovarmi almeno 2 volte al mese. Certamente, però con mio marito. Ma va a tendete il marito. Per quel che ho fatto chiedo perdono di cuore al pubblico e alle signore. Se le donne in sala mi hanno ascoltata, lo so che mi avranno criticata. Di quel che avete visto l'ha scritto il poeta e noi semplicemente l'abbiamo messo in scena. Ma sono certa che di donne buone e giuste tutta la terra ne è piena. Bravissimi, grazie, molto bravi. Buonasera, abbiamo tentato di fare un esperimento diverso, una cosa Goldoni a modo nostro. Credo che sia riuscito l'esperimento, siete stati molto bravi, grazie. Volevo ringraziare, oltre al pubblico qui presente, al Teatro Ricciardi che ci ospita ogni anno, a Gianmaria Modugno, ad Antonio, al tecnico Antonio, a Franco Griffo. Poi volevo presentarvi anche chi dietro le quinte ci aiuta. Venite ragazze, venite. Qui ci stanno Serena Dragone, la nostra brava presentatrice Teresa De Riso, Serena Iorio, la nostra assistente Maria Rosaria, grazie Maria, Piccolo, di nome e di fatto. Allora, vi do il microfono, vi presentate così magari loro vi conoscono, va bene? E poi lo passi. Bene, allora sono Ciro e sono uno dei musici. Mi ha fatto molto piacere far parte di questo esperimento
e vi passo il nostro amato Baldissera. Sono Alfonso Colino e ho interpretato Baldissera in questo. Claudio Croce, musico, notaro, narratore, vabbè. Silvestro Attanucci, zia Dorotea. Laura Lacagnina, Giuseppina. Bruna Latino Quirto, Rosina. Allora, già presentato. Tiziana Iannotta, Valentina. Anita Vardaro, Tonina. Il vostro caro Gabriele Ippolito. Antonio Verolla Fulgenzio. Cipriano del Villano, Fabrizio. Dunque, dovevamo fare la donna di governo perché noi l'avevamo in persona, la donna di governo. È vero? Allora, in questa scuola c'è la mamma, ma c'è anche la figlia. E queste sono cose molto molto belle, perché insomma, la mamma l'anno prossimo. Va bene, che cosa vogliamo dire di più? Vogliamo ringraziare, ci sono venuti, aspetta un attimo, io tutti gli amici delle compagnie Vitularte, la compagnia di Nicola, i ragazzi della parrocchia, insomma, e questa è una cosa che a me fa molto piacere perché lo scambio è una cosa importantissima e ci fa crescere. Vero Silvestro? Assolutamente sì. Noi, l'Accademia, gli attori dell'Accademia, logicamente ringraziano per il lavoro fatto il maestro Franco Antonio. Allora, non voglio dilungarmi di più, un ringraziamento assoluto va sicuramente a voi. Grazie, all'anno prossimo. Vai Cipriano, vai. Grazie, ciao.